Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. 24 maggio a Cefalù, questa è la spiaggia della città normanna, qui c'è il Molo Vecchio e qui vedete una giornata oggi senza sole, ma nonostante tutto c'è chi ne approfitta per fare il bagno nel mare di Cefalù. Temperature di circa 20 gradi, a poco più. E noi vi portiamo anche in questo fine settimana in viaggio con noi nella bellissima Sicilia, la nostra bella Sicilia. Fateci sapere da dove ci state guardando, scrivete nei commenti anche quali sono le condizioni meteo nella vostra città. Una piccola sosta qui in questa città, la città normanna, cittadina turistica. Ci sono già tanti visitatori provenienti anche dall'estero. Ma il nostro viaggio più tardi continua, perché andremo in uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Andremo a Gangi e poi andremo a Petravia Soprana, ma soprattutto andremo anche a Geraci Siculo. E sì, perché in questo fine settimana ricorre la transumanza in questo borgo, evento che vi abbiamo già raccontato in passato e che vi racconteremo anche quest'anno. Vi porteremo quindi a scoprire le tradizioni del borgo Madonita. Geraci Siculo, intanto questo è il lungomare di Cefalù, il suo mare, e avviciniamoci un po' nel centro storico. Come diciamo, tanti turisti già presenti nella città normanna. E vedete lì i bagnanti per questi primi bagni della stagione. Sabbia finissima. E poi un fondale particolare qui a Cefalù. Si può infatti camminare per diversi metri e toccare sempre, guardate, mostriamo, ecco, vedete, due ragazze che si divertono con le onde. Anche lì, guardate, si tocca ancora. E proprio questa è una delle caratteristiche di questa località. Lì il Molo Vecchio, un altro angolo suggestivo di questa cittadina. Da lì si può notare e si può ammirare la città da un'altra angolazione. Poi lì la rocca di Cefalù